L'associazione fondiaria è uno strumento che nasce in Francia e che ha appunto l'obiettivo di recuperare queste aree abbandonate. Ha diversi vantaggi rispetto ad altri sistemi di gestione del territorio, in quanto garantisce la proprietà ai singoli proprietari terrieri ed è un'iniziativa che parte dai privati che vogliono riaccorpare le aree abbandonate che sono state abbandonate principalmente per motivi di un forte frazionamento fondiario e dare una nuova vita a queste aree. Un punto chiave, un punto di forza che ha l'associazione fondiaria rispetto a altri strumenti è quello di permettere all'associazione stessa di gestire anche i terreni che non hanno un proprietario, cioè di cui il proprietario non si può trovare. E questo è un punto chiave perché l'ente a questo punto può andare a chiudere tutti quei piccoli appezzamenti abbandonati che si trovano in mezzo a delle aree dei proprietari che effettivamente invece vengono identificati sul territorio. E l'associazione fondiaria è uno strumento per ridare vita sia da un punto di vista diciamo turistico, ecologico, ambientale a questi ambienti, ma anche e soprattutto un punto di vista produttivo, che è la base che lega e che mette in comunicazione tutti questi aspetti, queste altre finalità. Quali produzioni si possono fare in questi terreni? Le produzioni legate ai sistemi di allevamento estensivo sono molto interessanti perché a differenza dei prodotti ottenuti dai sistemi di allevamento tradizionale hanno una qualità dal punto di vista del contenuto, del profilo acidico principalmente, quindi dei composti anticolesterolemici, composti che sono diciamo positivi per la salute umana in generale. Hanno una qualità superiore, quindi nelle aree abbandonate con una forte invasione arbustiva, arborea, è possibile pensare a un recupero attraverso il pascolamento caprino che si adatta bene a utilizzare, a selezionare la foglia. In ambienti invece più aperti si può pensare, a seconda delle tradizioni del contesto che andiamo ad analizzare, ad un pascolamento ovino, un pascolamento con greggi misti o successivamente a un pascolamento con bovini. Quali esperienze ci sono in Italia? In Italia l'associazione fondiaria è stata portata per la prima volta nel 2011 dal professor Andrea Cavallero dell'Università di Torino. E attualmente in Italia sono presenti 10 associazioni fondiarie in Piemonte, appunto per questo legame col professore, e una in Lombardia e una qui in Regione che è partita un anno fa e che sta dando i suoi primi risultati, diciamo.